Rotaliana Web Ball, eccellenza under 15. Palla in mano, tic tac, si alza il coro, si fa la storia. Hey! Mattia Angelo, ritmo in mano, finta sul ferro, basso e piano. Scarico fuori, legge il campo, fa girare tutti come un tango. C'è la capitano, petto in fuori, stringe i denti, nei giorni duri, chiama lo schema, alza e giri. Se cade uno lo rialza, niente scuse né sospiri. Rick Dalton spara, rete che brucia, ogni tiro pesa come una croce. Stop and pop, la difesa in crisi, segna e ti guarda, sorriso che uccide. C'è Carli Muro, linea chiusa, mani veloci, palla è sua, scivola basso, non lo salti, dietro di lui il canestro e sigilli e lucchetti. Wow! Rotaliana e Web Ball, rulla la tribuna, maglia sudata, non si ferma nessuno. Da casa al palazzetto, stessa fortuna, cuore sul parquet che illumina la luna. Rotaliana Web Ball, stringi quella mano, uno per l'altro, mai lasciato lontano. Se cade il sogno lo alziamo piano, si gioca insieme. Rotaliana! Giulietto gioca per il gruppo, extra pass, niente culto del punto. Vede il taglio, serve l'assist, fa sembrare facile quello che è difficile. Lo Torrisi, tiro di seta, mezza distanza, niente rete, si alza dritto, tempo perfetto, ogni swish è un colpo diretto. Dalla panca, fuoco che sale, Davide entra, cambia il finale, nuovo play, testa che gira, porta calma quando il cuore tira. Valerio da 3, mano calda, se la prende, la curva salta, Luca imposta, tiene il ritmo, mette ordine dentro al vortice del match. Pietro difende, corpo a corpo, segna poco ma vale oro. Rieno due degli altri nomi, tutti i pezzi veri dentro questi giorni. Rotaliana Web Ball, rulla la tribuna, maglia sudata, non si ferma nessuno. Da casa al palazzetto, stessa fortuna, cuore sul parquet che illumina la luna. Rotaliana Web Ball, stringi quella mano, uno per l'altro, mai lasciato lontano. Se cade il sogno lo alziamo piano, si gioca insieme. Rotaliana! 5 in campo, tanti nel cuore, ogni allenamento, gocce di sudore. Treni persi, compiti dopo cena, per 90 piedi di legna adrenalina. Quando parte il fischio, sparisce il resto, resta il rumore dei passi sul tetto. Se arriva il buzzer, se arriva paura, ci pensiamo insieme, questa è la cura. Hey! Hey! Rotaliana Web Ball, rulla la tribuna, maglia sudata, non si ferma nessuno. Da casa al palazzetto, stessa fortuna, cuore sul parquet che illumina la luna. Rotaliana Web Ball, stringi quella mano, uno per l'altro, mai lasciato lontano. Se cade il sogno lo alziamo piano, si gioca insieme. Rotaliana! Bene, benvenuti a Riva del Garda per la finale terzo quarto posto del torneo Under 15. A sfidarsi questa mattina la Polisportiva Masi contro Rotaliana Basket. In verde Polisportiva Masi che ha perso la semifinale contro Basket Academy Ticino, e Rotaliana Basket che ha perso la sua semifinale contro Jadran Basket. Per coach Magnocavallo, dal Monego, Carli, Torrisi, Nuresi, Cela. Oggi c'è poco segnale qui in palestra, quindi la trasmissione sarà un po' a scatti. Iniziata manovra la Polisportiva Masi in questa mattinata fredda qui a Riva del Garda. Prende subito il rimbalzo e appoggia 2 punti il numero 10, imposta Torrisi.
Nuresi dà la palla al numero 10, gli fischiano anche fallo, era onestamente, sembrava distante dalla nostra postazione, ma l'arbitro vicino non prende poco. L'arbitro vicino ha visto l'infrazione. Magnocavallo lo richiama in panchina, sostituito da Davide Graziola. In unita il numero 10 che conclude il gioco da 3. 5-0 Masi. Manovra Torrisi, prende il centro, prova a appoggiare 2 punti. A rimbalzo, nella lotta a rimbalzo la palla esce toccata da un ragazzo di Polisportiva Masi, il numero 1. Riprende Graziola dal fondo. Andrea Cela. Dal Monego. Graziola. Prova ad andare dentro. Dal Monego. Carli. Dal Monego da 3. Si appoggia sul ferro e rotola fuori. Riparte Masi col numero 32. Decisamente in ferie la difesa di Rotagliana in questo avvio di partita. Torrisi viene saltato. Numero 12, fermato in maniera fallosa, andrà in lunetta con 2 tiri. Numero 32, scusate. Un po' addormentati i ragazzi di Rotagliana in questo avvio di partita. Bisognerà sicuramente aumentare l'intensità per non prendere un parziale troppo pesante in questo avvio di partita. 9 minuti. Non vediamo il... 8 minuti e 44 sul cronometro. 0-6 il risultato. Manovra Torrisi. La cede dal Monego. Graziola da Cela. Prova ad andare dentro, non trova il passaggio. Torrisi dal Monego per Carli, che non trova il fondo della retina. Buona azione in attacco comunque, nonostante l'errore finale. Rimane a 0 Rotagliana. Cela per Graziola, buona rubata, poi Cela, si chiude bene Polisportiva Masi. Graziola col suo floater troppo verso il fondo colpisce l'esterno del tabellone. Imposta di nuovo la Polisportiva Masi. Viene ravvisato un fallo dal Monego. Molto attento ai contatti. Esce Graziola, entra Siller. E 50 sul cronometro, rimessa dal fondo di Polisportiva Masi che pesca bene sotto le planche il numero 32 che appoggia 2 punti facilmente. 8-0 per la squadra di Casalecchio, prova Carli, scarica fuori per Torrisi che mette i piedi a posto e iscrive la Rotagliana alla partita con una tripla. 8-3 adesso il risultato, 7-25 sul cronometro. Entra il numero 7, abbassa la spalla su dal Monego. Diciamo che si permette un po' troppo permissiva la squadra di Rotagliana. Torrisi pesca bene dal Monego. Buon taglio di Dal Monego che entra bene in area. Ziller tiene bene il numero 10.
Poi trova uno scarico sul numero 7 che la riceve al 10, che spara da 3. Prende il rimbalzo Leo Torrisi a impostare pericolosamente per Dal Monego. Chiama la carica coach Magnocavallo. Cela, Carli, Torrisi, Cela, Carli, prova lui, tocca il ferro ed esce, poi Torrisi sporca la rimessa, rimarranno 6-7 secondi per passare la metà campo alla Polisportiva Masi. Ci vuole un po' una difesa aggressiva in questo caso per non farlo. Per l'infrazione di 8 secondi riesce a passare il numero 7. Buona giocata, numero 32 appoggia altri 2 punti al tabellone. 5-12. Carli gira su Cela. Cela viene triplicato, gli rubano la palla. Rimane sconsolato nella metacampo avversaria. Il numero 25 entra forte, va su forte il numero 32, subisce il fallo e realizza il canestro. Chiama time out, penso, coach Magnocavallo. 4 falli, 5 minuti e 20 da giocare. Servirà un cambio radicale di atteggiamento in questa partita per poter dire la propria, altrimenti la partita scivolerà via con passivi pesanti già nel primo quarto. Ritorna in campo un tiro libero, vediamo se il time out di Magnocavallo avrà i suoi effetti. Tira giù il rimbalzo Stiller, la cede a... Decisamente no. Prendono il rimbalzo, poi cedono il pallone e subiscono 2 punti. Torrisi non entra, riparte Polisportiva Masi, che trova agevolmente altri 2 punti. Torrisi, Graziola, Dal Monego, Carli, Dal Monego. Sono alla carica Dal Monego con altri 2 punti. Meno 11, Rotagliana, 4,24 sul cronometro. Manovra il numero 15 per il 7. Virata, prova a entrare. Sembrava in qualche passo di troppo. Probabilmente no.
Intanto manovra dal Monego per Carli, un po' di fatica a controllare, ma prova ad andare dentro, non riesce a trovare il fondo della retina. Riparte il numero 10, subisce il fallo di Leo Torrisi e andrà in lunetta con 2 falli, con 2 tiri. Intanto lascia il campo Torrisi per Civettini Pietro. 2 liberi per il numero 10, 20-7 il risultato, 3 minuti e 46 sul cronometro. In palio il terzo posto nel torneo Riva Città dei Canestri. Due su 2 per il talentuoso ragazzo di Casalecchio. Pietro Civettini per Dal Monego, Torrisi, Dal Monego. Gliela toccano, riparte in transizione Casalecchio, altri 2 punti per il numero 10. 24-7 intanto dice il punteggio. Decisamente giornata buia per ora. Esce Carli a prenderla, prova ad andare dentro, scarica su Ziller che la dà a Graziola. Sbaglia l'appoggio al tabellone. Era una buona azione di Rotagliana. Prende il rimbalzo il numero 32 che fa canestro e subisce il fallo. Penso che è il quarto 2+1 che possono giocare i ragazzi di Casalecchio. Intanto il punteggio inizia a essere pesante. Non c'è segno di reazione nei ragazzi di Rotagliana. Dal Monego tira, intanto non ha concluso il gioco da 3. Sfortunato Carli in questa occasione, la palla tocca i 2 ferri ed esce. Manovra la squadra verde di Casalecchio, infrazione di passi persa. Non sappiamo il segnale come sta arrivando, ma penso che andrà un po' a scatti questa partita. Ma forse non è neanche un male, visto quanto si sta vedendo in campo. Buona penetrazione di Graziola, poi arriva Dal Monego, come ieri un pelo lungo l'appoggio o troppo corto per toccare il tabellone. Intanto è entrato De Pretto a mettere un po' di fisicità in difesa che credo serva tutta in questa fase. Buona difesa di De Pretto che suona la carica Riccardino Carli. Si è svegliato presto per venire a vedere l'Under 15. Sforzo immane per lui. Manovra Graziola, la cede a Ziller. Graziola ancora si fa vedere, manovra lui, poi la cede a Dal Monego. De Pretto, Dal Monego, prova ad andare dentro, viene tenuto bene, poi nel ritorno di passaggio a Ziller, no, a Graziola, viene toccata la palla. Intanto torna in campo Mattiangelo Nuresi, grande prestazione per lui ieri, che non è bastata per portare in finale Rotagliana. Prova una penetrazione, poi Graziola per Ziller, subisce il fallo, andrà in lunetta con 2 liberi. 1:22 sul cronometro, meno 19 Rotagliana, 2 liberi per Ziller per cercare di limare qualche punto
tabellone ferro e fuori per il primo libero di Stiller. Vediamo se avrà miglior sorte col secondo. Tabellone dentro. Graziola riesce a rubare un buon pallone, poi la palla viene toccata da un ragazzo in verde. Depretto per Nuresi. Graziola prova ad andare dentro, ben tenuto dal numero 0, ma riesce ugualmente a girarsi. Parzialino 3-0 Rottagliana. Ancora Graziola, intercetta il pallone, la cede a Pietro Civettini che va dentro molto bene, subisce il fallo. Peccato non si era mosso molto bene e non è riuscito a trovare il fondo della retina, ma avrà delle opportunità a cronometro fermo per rubacchiare qualche punto ormai sul finire di questo primo quarto. Sbaglia il primo Pietro. Vediamo se avrà miglior sorte col secondo. A segno il secondo, 26-11. 48 secondi sul cronometro, importante non subire punti in questa azione. Buona difesa, Civettini, Graziola, Nuresi, prova a accelerare. Graziola, va dentro lui. Molto aggressivo il numero 0 nell'opporsi col corpo. Sempre in maniera finora corretta. Riesce a... Si lamenta un po' Magnocavallo, chiede... C'è stata una piccola spinta sulla corsa. Manovra Nuresi, pensa... Entra Civettini, non riesce a trovare il canestro, anche in questa occasione subisce fallo. Buon impatto sulla partita di Pietro Civettini. Altri 2 liberi per lui. 1 su 2 nel precedente giro in lunetta. Mette a segno il primo. Mette anche il secondo Civettini. Esce il 32, rientra il numero 10. Sicuramente un brutto cliente per Rottagliana. 14 secondi sul cronometro. Importante non subire canestri. La palla colpisce l'arbitro e resta in campo. Sarebbe stata sembra, sì, vabbè, dai. Ma che battuta sul pezzo. Finisce il primo quarto 26-13.
Iniziato il secondo quarto, Magnocavallo sostituisce subito Ziller, in campo De Pretto, Nuresi, Civettini, Dal Monego, dentro per Civettini, cede a Graziola, Nuresi, prova ad andare dentro, un po' corto, ma prende il rimbalzo Dal Monego, ne appoggia 2, meno 11 Rotagliana. Prova ad andare dentro il 25, viene toccata la palla, si riparte con una rimessa dal fondo. Palo intanto, il rimbalzo di Alessandro De Pretto, che però tocca la riga e si riparte dal fondo per la Polisportiva Masi, in vantaggio di 11 punti in questo momento. Intanto pronto a rientrare in campo Jacopo Carli. Esce Alessandro De Pretto. Soddisfatto coach Magnocavallo della prestazione di De Pretto, detto droid da tutta la squadra. Intanto manovra il numero 10 che sfida Dal Monego, virata, trova il fondo, prende il rimbalzo Carli, prova a ripartire veloce, la cede a Dal Monego, Civettini, ma era fallo forse su Pietro, per Nuresi, Graziola, trova un buon canestro Davide Graziola, portando sotto le 10 sotto i 10 punti la spara da 3 dopo un'azione un po' al limite dei passi del numero 10 di pallacanestro Masi, Polisportiva Masi. Nuresi per Carli, la cede a Dal Monego, che col suo marchio di fabbrica mette a referto 2 punti. 19-29, 7:42 sul cronometro di questo secondo quarto. Numero 10 accelera Graziola, che la cede a Nuresi, che realizza con il fallo. Si scrive a referto Mattiangelo Nuresi. Meno 8 Rotagliana, 7:31 sul cronometro, sta rientrando un po' nel punteggio, pian pianino come una formichina al lavoro dopo la partenza shock. Hanno trovato un po' la quadra Graziola, la cede a Nuresi, non sale nessuno per un blocco e Nuresi l'appoggia morbida. Intanto Dal Monego era riuscito a toccare il pallone. Riparte dal fondo la Polisportiva Masi. Dal Monego si oppone al numero 15, riesce. Intanto ritorna in campo De Pretto, lascia il campo Pietro Civettini, buona il suo ingresso in campo.
manovra. Si oppone bene con il corpo Alessandro De Pretto, poi riesce a prendere il rimbalzo. Non aiutato dai compagni in questa occasione. Intanto manovra Nuresi, bisticcia un pelo con la palla, poi Dal Monego ricede a Nuresi, prova ad andare dentro, gliela toccano, la perde, si lamenta per un fallo. Canestro e fallo, brutto momento di Rotagliana che ritorna a meno 10. Va in unità il numero 15 con un tiro libero. È stata un po' di reazione in questo secondo quarto. Bisognerà produrre più, uno sforzo maggiore per poter pensare di arrivare a giocarsi la vittoria di questa partita. Nuresi, Carli, Graziola da 3. Tiro ben costruito e ben realizzato da Davide Graziola. Bel taglio sul fondo intanto del numero 10 che deposita 2 punti. Si viaggia sempre sul filo del meno 10 per Rotagliana. Ma come fallo in attacco? Beh, innanzitutto, Clara, mi sento di sentire dell'affermazione che non sa chi è il Dalton, perché il Dalton lo conoscono tutti. Intanto fischiato fallo in attacco a Dalton, siamo già dall'altra parte, il numero 32. Fischiato un fallo a Droid, un colpo dice l'arbitro, ma aveva le mani in alto. Non capiamo molto bene questo fischio, ma tant'è, si andrà in lunetta. Terzo fallo per Rotagliana. Dopo il fallo in attacco di Dal Monego, un'altra chiamata a sfavore di ragazzi in nero. Ma Sampero dice il vero e sbaglia il libero. Dal Monego, speriamo non sia un altro fallo in attacco, no, questa volta lo subisce lui. Purtroppo non è riuscito a trovare i 2 punti col fallo aggiuntivo, come è spesso successo ai ragazzi di Casalecchio, che nelle penetrazioni sono stati molto efficaci pur subendo il contatto falloso, potendo così usufruire dell'aggiuntivo. Intanto Dal Monego risistema la retina. Ha segno anche il secondo Dal Monego. Ha aggiustato il suo... Fa girare bene la palla a Casalecchio. Gliela tocca a Cela, si inserisce a Davide Graziola, che poi sbaglia l'appoggio al vetro. Intanto cambio di cameraman, entra Leonardo Nuresi, esce Yuri Nuresi. Cambio di cameraman. Cerca di isolarsi Yuri per non inveire contro le chiamate che ritiene scorrette. Intanto Rotagliana in bonus. Numero 10 sistema i piedi, ma poi inizia il palleggio. Aveva pensato al tiro da 3, ma poi ha cambiato idea vedendo un po' di spazio, ma ormai
quando si cambia in corsa quello che bisogna fare, spesso nel basket arriva un'infrazione. Tornato intanto Leo Torrisi per Dal Monego, Cela, Graziola, Torrisi, Dal Monego va dentro col suo tipico tiro, poi prova a prendere il rimbalzo, lotta e riesce a prendere la rimessa miracolosamente. No, si corregge l'arbitro, effettivamente. Sì, ma era obiettivamente impossibile che la rimessa fosse dell'Italiana in questo caso. Vabbè, una volta che si corregge non lamentave. Buona posizione di Peccato, pasticcia un po'. Pasticcio a rimbalzo. Peccato, si sono ostacolati 2 ragazzi, intanto siamo già dall'altra parte, anche questo è un po' un fallo. Intanto tecnico al numero 28, non sappiamo non sappiamo non abbiamo capito il motivo per il quale Andrea Cello ha preso il tecnico. L'arbitro sembra non aver dato una spiegazione. Non sappiamo il motivo ha chiesto coach Magnocavallo, adesso colloquiano i 2 arbitri. Non sappia mh. Si riparte con Polisportiva Masi. Buona difesa di Davide Graziola che riesce a stoppare la penetrazione della Polisportiva Masi. Trova bene il numero 32 che riesce a girarsi. Carli in qualche maniera prova a prendere il pallone, poi Torrisi mette un pelo d'ordine, Davide Graziola per Carli. Buona azione di Rotagliana in velocità che riesce a trovare i 2 punti. Intanto siamo già dall'altra parte. Non riesce lo stesso gioco ai ragazzi di Casalecchio, la palla si perde sul fondo. Si riparte con 3 minuti sul cronometro, 30-38, Torrisi a manovrare per Rotagliana, la cede a Cela. Subisce fallo Andrea Cela. Graziola rischia un po', ma rischia. Canello col trilling e alla fine viene accolto dal canestro, gliela tocca ancora Graziola. Il numero 10 ostacolato da Dal Monego, trova anche lui i 2 punti. Cela, Torrisi, Graziola, Carli, Cela, si lamenta un po' Graziola voleva l'appoggio. Intanto da 3 Torrisi non entra. Intanto il numero 10
la cede ad Almonego che poi la dà a Graziola per la corrente Cela che prova ad andare... No! Non riesce il gioco da 3 ad Andrea Cela, la palla si ferma sulla base del canestro e poi esce. Purtroppo prima ha colto il tiro di Graziola, adesso invece ha rifiutato la palla lanciata da Andrea Cela che avrà comunque in lunetta la possibilità di conquistarsi 2 punti. Entra un po' di sole negli occhi, situazione da campetto invernale col sole radente in faccia. Leo Torrisi tira giù il rimbalzo sul secondo errore del libero. Dal Monego. Carli. La tocca il numero 25, crediamo. Si riparte dal fondo, 1:31 sul cronometro, 33-40. La rimessa la fa Davide Graziola per Andrea Cela che mette i piedi a posto, non riesce a trovare il fondo della retina. Deve trovare un po' di fiducia Cela per poi... Intanto corre bene il campo. Subiamo un po' troppi canestri a difesa non piazzata. Intanto Graziola la butta per aria. Arriva alla tripla. Intanto Cela. Fortunati in questo caso. Torrisi. Palo di Leo Torrisi che non riesce a... Intanto bomba dall'altra parte. Cela, Torrisi. Graziola. Cela. Chiede un blocco, non gli viene dato. Carli prova ad andare dentro, scarica fuori per Graziola che la ributta per aria, non entra questa. Buona difesa di Carli che induce all'infrazione di passi il numero 6 di Casalecchio. Si riparte dal fondo con 5 secondi sul cronometro. Cambia intanto il 6 col 30. 36-47. Un po' di fatica a rientrare nel punteggio. Si fa vivo il Dalton che la cede a Carli. Che tira corto. Finisce così il primo tempo. Rotaliana Web Ball, eccellenza under 15. Palla in mano, tic tac, si alza il coro, si fa la storia. Hey! Mattia Angelo, ritmo in mano, finta sul ferro, basso e piano. Scarico fuori, legge il campo, fa girare tutti come un tango. C'è la capitano, petto in fuori, stringe i denti, nei giorni duri, chiama lo schema, alza i giri. Se cade uno lo rialza, niente scuse né sospiri. Dalton spara, rete che brucia, ogni tiro pesa come una croce. Stop and pop, la difesa in crisi, Segnetti guarda, sorriso che uccide. C'è Carli muro, linea chiusa, mani veloci, palla è sua. Scivola basso, non lo salti, dietro di lui il canestro e sigilli a Lucchetti. Wow! Rotaliana e Web Ball, urla la tribuna, maglia sudata, non si ferma nessuno. Da casa al palazzetto, stessa fortuna, cuore sul parquet che illumina la luna. Rotaliana Web Ball, stringi quella mano, uno per l'altro, mai lasciato lontano. Se cade il sogno lo alziamo piano, si gioca insieme. Rotaliana! Giulietto gioca per il gruppo, extra pass, niente culto del punto.
vede il taglio, serve l'assist, fa sembrare facile quello che è difficile. Lo Torrisi, tiro di seta, mezza distanza, niente rete, si alza dritto, tempo perfetto, ogni swish è un colpo diretto, dalla panca fuoco che sale, Davide entra, cambia il finale, nuovo play, cassa che gira, porta calma quando il cuore tira, Valerio da 3, mano calda se la prende, la curva salta, Luca imposta, tiene il ritmo, mette ordine dentro al vortice del match, Cheto difende corpo a corpo, segna poco ma vale oro, Rieno Doi degli altri nomi, tutti i pezzi veri dentro questi giorni. Rotaliana web ball, rulla la tribuna, maglia sudata, non si ferma nessuno, da casa al palazzetto, stessa fortuna, cuore sul parquet che illumina la luna. Rotaliana web ball, stringi quella mano, uno per l'altro, mai lasciato lontano, se cade il sogno lo alziamo, piano si gioca insieme. Rotaliana! 5 in campo, tanti nel cuore, ogni allenamento, gocce di sudore, treni persi, compiti dopo cena, per 90 piedi di legna adrenalina, quando parte il fischio, sparisce il resto, resta il rumore dei passi sul tetto, se arriva il buzzer, se arriva paura, ci pensiamo insieme, questa è la cura! Hey! Hey! Rotaliana web ball, rulla la tribuna, maglia sudata, non si ferma nessuno, da casa al palazzetto, senza fortuna, cuore sul parquet e illuminati dalla blu. Rotaliana web ball, stringi quella mano, uno per l'altro, mai lasciato lontano, se cade il sogno lo alziamo piano, si gioca insieme. Rotaliana! Intanto inizia il terzo quarto. Bella giocata del numero 1 che poi
Nuresi sulla pressione degli avversari perde il pallone in fallo laterale. (39-47). Buon tagliafuori di Ziller che cede ad Almonego, poi Nuresi imposta per Rotagliana. Ferma il palleggio, la cede ad Almonego, Ziller prova ad andare dentro, Carli prova a prendere in velocità fra le mani degli avversari. Buona azione di Rotagliana, ben costruita. Gli ruba la palla, corre Dalmonego, ne appoggia altri due, costringe al time out il coach di palla polisportiva Masi. Buona via di Rotagliana Basket. Tanto time out, situazione del sole rende un po' difficili le riprese in palestra, c'è tanto contrasto e anche la trasmissione. No, l'ho vista. L'ho vista, l'ho vista. L'ho vista. Qualche prova per il replay che però non funziona ancora, lo implementeremo nelle prossime dirette. Si riparte dal fondo con Polisportiva Masi di Casalecchio in verde che attacca da destra verso sinistra, in nero arancio Rotagliana da sinistra verso destra. Buona penetrazione del numero 10, sicuramente uno dei migliori ragazzi a disposizione. Da 3 Graziola tira giù il rimbalzo, Graziola la fa girare dal Monego per Nuresi che prova ad attaccare proprio il 10, la dà fuori a Stiller, pensa un attimo al tiro, poi Carli la scarica fuori per Dalmonego, da 3 non entra, un pelo lunga la tripla di Dalmonego, poi il numero 15 la passa a Carli sulla pressione, la cede a Graziola, Dalmonego la lascia correre per il tocco del ragazzo di Casalecchio. Cambio intanto. Carli palleggia, la prende Nuresi, piedi a posto, da 3, Ferro dice di no, 49-43, va dentro il numero 7, viene ravvisato il fallo del numero 82, Andrea Dalton Dalmonego. È il secondo fallo per Dalmonego. Sbaglia il primo, il numero 7 di Polisportiva Masi. Pronto per il secondo, un pelo tocca sul ferro, c'è stata un'invasione, si riparte dal lato, Dalmonego
imposta lui, prova a accelerare, il numero 7 gli dà una spallata. Ziller, Nuresi, esce Carli a prenderla. Viene ravvisata un'infrazione. Secondo fallo anche per il numero 6 di Polisportiva Masi. Nuresi, Ziller, piedi a posto, rimbalza sul... La toccano in tre, poi la tocca Giulio, peccato. Carli prova a opporsi al numero 32 in maniera fallosa. Trova al fondo della retina e anche un giro in lunetta. 43-51, 6-37 in questo terzo quarto decisivo. Intanto arriva Jadran Basket per disputare la finale. Fortunatamente Carli riesce a mantenere il pallone in campo, la cede ad Almonego. Graziola, Nuresi va dentro, non riesce a trovare i 2 punti, poi mette pressione al numero 15 che però controlla bene il pallone. Fallo di Nuresi. Farà un giro in lunetta il numero 15. Sbaglia il primo. Mette il secondo 52-43. Ci vuole uno sforzo maggiore, una difesa più arcigna per poter produrre. Dal Monego da 3, lunga. Carli rapina il numero 15. Graziola. Tira giù il rimbalzo Carli. Graziola. No, rimbalza sopra il ferro 3 volte, poi esce. Un po' di sfortuna in questa occasione di Rotagliana Basket. Fallo di Stiller sul numero 10 che lo manda in lunetta. E arriva in bonus Rotagliana. 43-52. Non si riesce a rientrare nel punteggio in maniera significativa, c'è sempre un elastico tra il meno 10 e il meno 6. Frutto di un primo quarto, di una partenza di partita molto rallentata dei ragazzi di coach Magno Cavallo. Pronti a rientrare in campo le due squadre. Magno Cavallo inserisce Leo Torrisi, Cela, Davide Graziola, Dal Monego e Jacopo Carli. Dal Monego si lamenta con sua madre per un problema tecnico alle scarpe, crediamo. Dal Monego. In lunetta il numero 10, sicuramente uno dei più prolifici in questa partita per Polisportiva Masi. Bella prestazione del
ragazzo di Casalecchio. Vuole fare anche la rimessa, un attimo di confusione del numero 6. Intanto Torrisi fuori misura. Si riparte dal fondo per Casalecchio. Entrambi le formazioni disputano il campionato eccellenza, Rotagliana in Veneto, mentre Casalecchio ovviamente in Emilia Romagna. Buona difesa di Davide Graziola che si oppone efficacemente. Adesso il numero 7 prova ad attaccarlo. Tira giù il rimbalzo Carli, riparte veloce per Cela, neanche un palleggio dal Monego, 2 punti. Bella giocata in velocità di Rotagliana, senza neanche palleggiare. Cela. Buona difesa di Andrea Cela sul numero 10 che genera la persa per Casalecchio, per la Polisportiva Masi. Si vede molto male per via del sole che entra dalle grandi finestre. Bella giocata di Carli, gran canestro, 52-47. Adesso bisogna produrre l'ultimo sforzo per Carli, difende bene sul numero 10, poi dal Monego, batte sul ferro, esce, siamo già dall'altra parte. Tira giù ancora il rimbalzo Carli al campo vuoto davanti, va dritto, subisce il fallo, non viene ravvisato e poi spara la bomba. Non si vede neanche il pallone entrare nella retina dalla stoppatona di Jacopo Carli, momento di esaltazione per il ragazzo di Mezzocorona. Si oppone bene Leo Torrisi, tira giù il rimbalzo, poi perde una brutta palla che potrebbe essere un po' di pasticcio in questo momento. Poi il 10 si gira bene, brutto errore in uscita di Rotagliana. Torrisi, Graziola. Un'altra persa, poi fa fallo Davide Graziola, si tornano. Si va a tirare liberi, si era sul -2. No, a me risulta 54-50 e vedo che il tabellone segna 55-50, ma non mi risulta. Eravamo -2 e hanno fatto un canestro da 2. Dovrebbe essere 54. Chiediamo a Clara Inneo, che è sempre, attenta sul punteggio. Sembra. Sbaglia il primo nel frattempo, intanto che. Dicono giusto, forse sono io che mi sono perso un punto strada facendo. È infrazione di campo perché non c'era il possesso, ma non viene ravvisata. Buona difesa, poi Pietro Civettini viene spinto fuori dal campo, ma l'arbitro non vede. Trova una tripla di tabella e si ritorna a -8.
Fallo su Nuresi. Corto il primo libero di Mattia Nuresi. A segno il secondo. Manovra il numero 7 di Polisportiva Masi. Viene segnato un fallo a Nuresi, 2 liberi per Casalecchio. Mette a segno il primo. Più 8, 1,58 sul cronometro. Corto il secondo, tira giù il... Fallo su Pietro Civettini. Riparte Nuresi dal fondo. Per Dalmonego, Nuresi accelera, Mattia Nuresi. Carli va dentro lui, rimbalza sul ferro, esce. Gli va via e appoggia 2 punti, portando a 10 le distanze tra Rotagliana e Polisportiva Masi. Intanto manovra Nuresi. Blocco di Cela, giudicato irregolare. Siracca, Magno Cavallo dentro, fra sé e sé. Quarto fallo di Cela. Occhio che è il quarto, Andrea. Dalton, trascinato lungo il campo come una trota salmonata. Si genera i passi dell'avversario. Mette i piedi a posto Pietro Civettini, un po' corta, diventa un assist per Carli, che riceve fra le mani, tanto numero 25 prova a trovare un varco, mette i piedi a posto, da 3, corta, è preda di Carli che la cede a Nuresi. Subisce il fallo Mattia Nuresi, purtroppo non riesce a trovare anche i 2 punti. 53-61, 22 secondi sul cronometro, importanti 2 liberi di Mattia Nuresi. Mette il primo Nuresi. Intanto chiede spiegazioni il coach di Polisportiva Masi all'arbitro. Non si... si chiariscono, per modo di dire.
19 secondi sul cronometro. Serve una bella difesa. Tanto finisce il terzo quarto. Rotagliana 55, Polisportiva Masi 63. La partita sta affrontando l'ultimo quarto, che ci dirà chi conquisterà la medaglia di bronzo in questo torneo Riva Città dei Canestri. Intanto sembra che siano arrivate chi si contenderà invece il titolo di questo torneo di Riva. Ricordiamo Jadran Basket di Officina Trieste, mentre la seconda contendente sarà la Basket Academy Ticino, zona di Varese. Tutto pronto, Magnocavallo, per questo quarto. Sceglie dal Monego Nuresi, Cela, Torrisi e Giulietto Ziller. Riparte attaccando da destra verso sinistra in divisa verde la Polisportiva Masi, mentre in divisa nero-arancio attacca da sinistra verso destra Rotagliana Basket di Mezzo Lombardo. Quinto fallo di Andrea Cela. Non è assolutamente d'accordo sulla chiamata arbitrale che lo manda in panchina. Non so se è stato ravvisato l'infrazione per un tocco fra i due piedi, sicuramente involontario di Cela. Però non è che viene punita la volontarietà o l'involontarietà nel basket. Sbaglia il libero, prende il rimbalzo però Ziller arpiona il pallone, si gira la freccia, riparte Rotagliana. Un po' di bagnato in campo. Riparte Nuresi. Torrisi prova ad andare dentro, ne appoggia due. Il 7 manovra, un po' di smanacciate per farsi largo. Torrisi a campo aperto. Parzialino di Leonardo Torrisi. 4-0 Rotagliana, 65-59, 9 sul cronometro di questo ultimo quarto. Bisogna difendere e passi. Torrisi con calma controlla il pallone, lo dà a Dalton che prova a spararla da 3. Davide Graziola si prepara sul cubo dei cambi. Ravvisato il fallo di
di Torrisi, esce Dalton, entra Graziola. È il secondo di Leo Torrisi. Mette il primo. Carli. Canestro e fallo per Jacopo Carli, che raccoglie, subisce la manata e appoggia i 2 punti. (66-61), Carli in lunetta conclude il gioco da 3. Prova il pubblico a incitare i ragazzi. Nuresi a contenere, ferma il palleggio e lo riprende. Viene doppio palleggio per il ragazzo di Polisportiva Masi. Graziola. Nuresi, Torrisi, Graziola, Torrisi, scavalca il canestro il pallone, Carli non riesce a recuperare il rimbalzo, si torna ancora un'infrazione di doppio palleggio. Buona pressione dei ragazzi di Rotagliana, che ovviamente più la pressione aumenta più è facile sbagliare anche per i ragazzi di Casalecchio. Va Torrisi, va Graziola, Nuresi, Carli, Graziola, pensa al tiro, poi prova, alza un po' alza il gomito, viene fischiato il fallo in attacco. Quinto fallo per Davide Graziola, peccato. Torna sul parquet Dal Monego. Finisce qui la partita di Davide. Già 2 ragazzi fuori per 5 falli di Rotagliana Basket. Sempre brutto uscire per un fallo in attacco. Intanto il 10, anche se non c'era bisogno, fa vedere la sua bravura e la sua Torrisi per Dal Monego, Ziller, Nuresi, Torrisi, secondo ferro dice di no. Carli tira giù il rimbalzo non senza difficoltà, poi Torrisi, Ziller, gliela toccano, gliela rubano. Bisogna rientrare in difesa perché non bisogna subire punti, o quantomeno non possono essere punti facili. Mette i piedi a posto, spara la tripla, gli torna in mano. Fortunato anche il numero 10, ma la fortuna è degli audaci. Viene spinto via Carli in maniera abbastanza evidente, non è ravvisato il fallo. Un po' di frustrazione in questo momento.
Tutto pronto per la ripresa del gioco. 6 minuti e 10 sul cronometro, 70-62. Si riparte dal fondo, palla a Rotagliana Basket. Viene a prenderla Leo Torrisi che imposta dal Monego. Palleggia Ziller, Torrisi. Entra Carli, ravvisato il fallo. Su tutte le azioni. Si riparte dal fondo. (70-62), 5:47 sul cronometro. Dal Monego, Torrisi, Carli. Trova un varco. Sfortunato in questa occasione, la palla rimbalza sul ferro ed esce. Bella azione di Polisportiva Masi che becca da solo sotto canestro il numero 6, poi Nuresi. L'arbitro dice persa, si lamenta un po' Angelo Nuresi, si lamentava un tocco. Riparte la Polisportiva Masi, il numero 10. Dal Monego lo frena, poi riesce a mantenere il possesso la Polisportiva Masi, si mette in proprio da 3, Torrisi tira giù il rimbalzo, la butta lunga dal Monego che non riesce a servire Nuresi per l'intervento difensivo del numero 6 che butta fuori la palla. Si riparte dal fondo, Torrisi pensa un attimo al tiro, Nuresi ben costruito, un pelo lungo anche questo. Parte il numero 0 della Polisportiva Masi, poi la cede alla corrente numero 10 che trova 2 punti facili, bella azione anche questa. Nuresi intanto si beve il numero 10, la cede a Carli che a Torrisi. Nuresi ancora dopo il rimbalzo di Ziller, prova da 3 dall'angolo, dice di no. Torrisi ancora no, non entra più la palla in quel cerchio arancione di ferro. Il numero 32 con qualche difficoltà. Viene ravvisato i passi. Dopo un buon intervento sulla palla di Leo Torrisi. Nuresi. Dal Monego. La butta per aria, non prende neanche il ferro. Riparte un po' disunita in questo momento Rotagliana. 75-62. (3:48 sul cronometro). Manovra il numero 10. Tanto Carli pensa una cosa e poi cambia idea e quindi
come spesso accade in queste occasioni, infrazione di passi. Peccato, era una buona azione. Pesca dall'altra parte il numero 1 che la spara da 3. Rimbalzo di Torrisi, Ziller, Carli. Non riesce a trovare il canestro. Intanto si prepara Alex Innella. Dal Monego, Nuresi. Dal Monego, Torrisi. Ziller, Nuresi, Dal Monego, Torrisi. Buona circolazione di palla. Non trova però il fondo della retina il tiro di Leo Torrisi. Intanto manovra di nuovo la partita, è andata un po' in naftalina in questo finale. Buona penetrazione sul fondo del numero 0, viene ravvisato il fallo. Stanno elaborando i dati al tavolo. È il quarto di Nuresi. (75-62) in lunetta il numero 0 di Polisportiva Masi Casalecchio, sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. Riesce a prendere il rimbalzo Dalton. Gli staccano una mano, ma adesso se l'è riattaccata il Dalton, pronto per ripartire dal lato. Esce il numero 32, entra il 6, credo, e esce Leo Torrisi, entra Alessandro De Pretto per Rotagliana. 2 minuti e 08 sul cronometro, 62-75. Sembra che le due squadre non... Alex Innella tocca il primo pallone, riesce a sgusciare fra due, Carli per Dal Monego. Brutto tiro di Dal Monego, infrazione di passi del numero 6, si lamenta anche lui della chiamata arbitrale. Entra Christian Tait, esce Dalton Dal Monego. Pronto alla rimessa, la passa a Carli che prova a prendere il centro del pitturato. Fuori misura il tiro, peccato. Si prospetta la terza sconfitta su 5 partite per Rotagliana in questo torneo. Infrazione di passi sulla pressione di Carli. Pronto alla rimessa Tait per Carli. Vuole andare da De Pretto, lo trova, palleggia De Pretto. Trova Ziller da 3, la spara Giulietto. Innella. Ziller si lotta sotto le planche, poi il numero 15 prova a spararla lui, risponde alla tripla di Ziller De Pretto, ne appoggia 2 anche Alessandro De Pretto. Non vede il taglio sul fondo del numero 0, il 15, la preferisce dare all'1 che si incaponisce in un prolungato palleggio contro Ziller. Ziller e Tait. Ferro, Ziller, Carli. Ziller saltella sul ferro e poi esce. Un po' di sfortuna per Giulietto Ziller, che meritava miglior sorte. 67-68, 78.
27 secondi sul cronometro. Partita ormai finirà. La ferma il palleggio il numero 15. Poi la passa all'1. Gli era venuta l'idea di tirare, poi la mettono in naftalina, così finisce 78-67, quarto posto per Rotagliano, terzo posto per Polisportiva Masi. Pronti a entrare in campo i ragazzi di Ticino Basket Academy e già Bram Basket. Intanto i saluti. Finisce così il torneo Riva Città dei Canestri, 2 vittorie e 3 sconfitte per Rotagliana Basket. Ci rivedremo per la prossima partita a Marostica.